Eccoci in diretta degli studi di Cusano Italia TV 264 del Digitale Terrestre. Questo è lo studio 1 e noi siamo pronti con la nuova rubrica Sapori di Cinema curata da Graziano Marraffa. Buonasera, bentrovati e proseguiamo questa nostra carrellata nei decenni del cinema italiano sonoro, iniziando a parlare dall'inizio degli anni 40. Abbiamo l'esordio alla regia di Vittorio De Sica, dopo diversi film come interprete per Mario Camerini, di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti. Il primo film si intitola Rose Scarlatte ed è tratto da una commedia di Aldo De Benedetti, e qui vediamo la brochure con il titolo in spagnolo, perché paradossalmente di questo film così importante l'unica versione che si è salvata ed è arrivata a noi è una versione con la colonna sonora doppiata in lingua spagnola. Sarebbe importante recuperare la colonna italiana e poterlo gustare nella sua versione appunto originale. Nello stesso anno il grande Totò, che aveva già esordito 2 anni prima con altri 2 film, raggiunge il grande successo popolare cinematografico con San Giovanni Decollato, che è un film tratto da una commedia di Nino Martoglio e ha tra gli sceneggiatori Cesare Zavattini. C'è da dire che questo grandissimo, geniale attore, il più grande sicuramente che abbiamo avuto, il più completo nel cinema italiano, aveva sempre alle spalle le sceneggiature, i contributi di importantissimi intellettuali. Qualche anno prima in Animali Pazzi di Bragaglia tra gli sceneggiatori c'era l'umorista Achille Campanile, e in questo caso troviamo Cesare Zavattini. Quindi era sempre una comicità di matrice profondamente colta. Nello stesso anno abbiamo anche i primi autori che si manifestano nel cinema dopo l'epoca appunto dei telefoni bianchi, come per esempio Ferdinando Maria Poggioli, che era professionalmente un montatore e poi passò alla regia di film molto raffinati. Uno di questi è Sissignora, con protagonista Maria Denis, dove qui vedete un soggetto della fotobusta. Questa attrice tra l'altro ebbe un ruolo molto importante anche nella vita di Luchino Visconti, perché lo salvò nel corso dell'occupazione tedesca, quindi fu legata a lui anche da dei rapporti affettivi molto forti, e in questo film interpreta una giovane camerierina che si ritroverà al servizio di 2 signore un po' tenebrose, che erano poi nel film le sorelle Imma ed Erma Grammatica. Quindi questi film hanno anche un valore maggiore rispetto alla semplice opera filmica, perché testimoniano anche le interpretazioni cinematografiche di importanti interpreti del teatro che altrimenti non potremmo gustare. Poggioli purtroppo scomparve prematuramente e abbiamo perso in quel decennio uno dei più importanti autori e dei più innovativi di questa prima fase del cinema italiano. Contemporaneamente Mario Soldati, di cui nella scorsa puntata abbiamo parlato, di Nora Nelson, dirige, tratto da Antonio Fogazzaro, un film con Isa Miranda protagonista, Malombra, che è di una raffinatezza unica per l'utilizzo degli ambienti scenografici, della fotografia in bianco e nero, e sarà un precursore di quello che poi verrà definito il cinema gotico degli anni 50 e 60, che verrà realizzato da Riccardo Freda o Mario Bava. In questo film, pur essendo negli anni 40, abbiamo una raffinatezza delle immagini e una particolare sceneggiatura che descrive tutte le varie sfaccettature di una vicenda dal sapore gotico. È una delle più grandi interpretazioni di questa attrice. Quindi nei primi anni 40 abbiamo già un cinema profondamente autoriale in Italia, che poi, forse con un po' di spocchia da parte di alcuni registi, verrà in parte messo in ombra e sostituito dal neorealismo, ma di questo ne parleremo poi nelle prossime puntate. Aggiungo un piccolo inciso a questa rubrica di oggi, perché più tardi in quella dei libri si parlerà di Francesca Bertini, che è una diva del muto
italiano e in diversi film ha avuto delle piccole apparizioni nel cinema sonoro. Due sono tra le più importanti. La prima nel 69 per la regia di Sergio Pastore, un film intitolato Una ragazza di Praga, che aveva come protagonista Giorgio Ardisson e Giovanna Lenzi, e su la fuga da queste ragazze dell'Est in Italia, e Francesca Bertini interpreta un ruolo quasi autobiografico di un'anziana diva che viene contattata a Roma da questa giovane ragazza e in diversi anni più tardi, nel 1975, verrà recuperata con molto affetto da Bernardo Bertolucci per il ruolo di una suora nel famosissimo affresco Novecento, che uscì nelle sale in due atti separati, due film da 2 ore e mezza ciascuno per l'imponenza del racconto e del cast. E quindi più tardi nella rubrica Ius Arte Libri si parlerà a tutto tondo di Francesca Bertini. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie Graziano Marraffa, presidente dell'Archivio Storico del Cinema Italiano. Io adesso sono già che sorrido un po' perché abbiamo la rubrica che segue adesso con l'irriverente Massimo Bomba, l'oroscopo. Con questo viso, non mi accogliere così. Irriverente, quindi siamo che una devo coppia fare? perfetta comunque. Ah, meno male. Così mi hanno detto. Ah sì? Sì. Ah beh, vabbè. Io ti riporto perché so che a te fa piacere, c'è a chi non gliene frega niente, invece tu vuoi sapere, quindi io te lo dico. Che so, un minimo, sì. Tu dici, posso lasciarti? Sì, sì. Guarda, allora io ti tranquilla. lascio ai nostri telespettatori, mi raccomando, trattaci bene, il toro trattalo bene. Il toro è trattato benissimo perché sta ospitando Giove, beato lui. Beato lui. Quindi, a parte qualcuno che magari si è ingrassato, perché questa può essere... Io sono dimagrita, quindi non sono io. Non sei tu, tu hai avuto l'ingrassamento d'immagine, perché i simboli si possono leggere su più piani. No? Ah, tu dici quindi... Sì, no, okay. è così, no, è proprio così. Cioè, ci sono delle persone che hanno un'imponenza personale, che addirittura sono imponenti come corpo, che arrivano e li vedi. E poi invece c'è l'immagine. Tu, per esempio, in questo periodo che hai avuto molte richieste di giornali, di interviste, insomma sei stata ovunque. Quindi, e questo è stato proprio l'effetto di Giove. Quindi l'ingrassamento, meno male, va? Abbiamo risolto, posso mangiare? Il tuo è stato fotografico. Io ti lascio ai tuoi preziosi ricami, perché qui ci hai portato un altro ricamo e ci vediamo subito dopo. Lascio a te l'oroscopo di Massimo Bomba. Eccomi, sperando di indovinare la telecamera dove guardare, che ne ho 2. Questo è il cielo, diciamo, di lunedì, perché facciamo un oroscopo settimanale, anche se non funziona così, cioè è difficile fermare il tempo e definirlo in uno spazio, la cosa più difficile da fare, però orientativamente si possono fare delle considerazioni. Questo comunque, per non sbagliare, è la carta del cielo di lunedì. Quindi facciamo una rapida carrellata, perché poi insieme appunto a Gio abbiamo deciso di spiegare anche un pochino più approfonditamente quella che può essere tutto quello che si cela dietro l'astrologia, che non è una cosa così semplice, ma è una disciplina che racchiude tantissime conoscenze, e possiamo metterci una per tutte per incuriosire il pubblico: la statistica. Tenete conto che dalla preistoria, dalla notte dei tempi, si raccolgono dati, e quindi anche il faraone, tutti raccoglievano le informazioni, venivano trasmesse agli studiosi, agli scribi, ai sacerdoti, ai magi, ai re magi. Anche loro erano degli astrologi in fondo, perché avevano visto una stella. Quindi c'è un interessantissimo lavoro di raccolta che noi consideriamo perché può rivelarsi utile. L'Ariete è in una fase un po' neutra, perché la maggior parte dei pianeti sono in bilancia. Il Sole, Marte e Mercurio stanno transitando nella bilancia, quindi secondo la tradizione sono in opposizione.
E quindi gli Arieti possono accusare un calo di energia, possono avere una certa, come dire, un'incertezza nel muoversi, non sono così sicuri di loro stessi in questo momento. Possono avere anche qualche discussione, già che gli Arieti si accendono facilmente con tutti quanti perché tendono un po' a essere molto propositivi. In questo momento potrebbero anche non indovinare molto il momento in cui reagire. Marte è comunque il pianeta dell'aggressività, è comunque il pianeta della forza, è comunque un pianeta che sprona. Il Sole è l'energia, simboleggia. Mercurio è la nostra mente, quindi è bene muoversi, sì, ma insomma stando un po' più cauti. Per fortuna Venere è appena uscita, lunedì sarà appena entrata in Vergine. Ha favorito moltissimo gli Arieti fino a poco tempo fa, fino a pochi giorni fa, quando stava nel Leone e quindi faceva un aspetto molto positivo. La settimana comincia con la Luna in Leone, quindi diciamo che l'unico punto un po' a favore è questa Luna, che è un po' pochino perché la Luna, come di per sé stesso è transitoria, è rapida, passa in un segno solo per un paio di giorni. Quindi direi che non è proprio un momento esaltante. Ecco, aspettiamo un po' gli eventi, aspettiamo che passi senza troppo arrabbiarci. Il Toro gode sempre del fatto che sta transitando Giove e quindi è un anno più o meno, sono svariati mesi che ha una grande dilatazione nel lavoro, nell'immagine, nei contatti. Magari molti hanno anche fatto degli incontri, hanno anche fatto un bambino. Per esempio potrebbe essere facilissimo che i tori abbiano avuto anche un figlio, che delle coppie siano state coinvolte da questa cosa. Giove significa anche quello. C'è anche Urano, che è un pianeta un po' più difficile, è un pianeta che può creare dei conflitti, può creare delle rotture, può creare del nervosismo, delle tensioni, però essendo un pianeta molto lento, riguarda soprattutto chi è nato a cavallo tra la seconda e la terza decade. I Gemelli hanno avuto un momento un po' difficile perché c'è stato questo forte quadrato di Saturno dai Pesci. Adesso va decisamente meglio perché i pianeti in bilancia fanno un aspetto fortemente positivo e i Gemelli poi amano uscire, amano stare in mezzo alla gente, amano essere dei cacciaroni, amano frequentare le persone, essere invitati. È il segno dei giornalisti i Gemelli, è il segno anche degli scrittori. Quindi con questo transito di Mercurio, che tra l'altro è il pianeta signore dei Gemelli, sicuramente la loro vita sarà più movimentata e staranno vivendo un momento molto positivo. Il segno del Cancro è abbastanza sostenuto da questo Giove, c'è Saturno nei Pesci che va sempre bene. Per fortuna per noi, io faccio parte del segno del Cancro, Venere è appena entrata in Vergine e questo è un elemento positivo perché Venere è il pianeta migliore per quanto concerne il benessere fisico, il miglioramento del tono, anche proprio diventiamo più sereni e quindi emaniamo una positività che gli altri captano e probabilmente si relazionano anche meglio con noi. Però ci sono tutti questi pianeti in bilancia che fanno quadrato, che non è un aspetto positivo, quindi anche noi tendiamo ad avere dei timori, delle paure, delle impressioni, meglio essere cauti. Il Leone comincia la settimana con la Luna di transito, quindi ci sono delle sorprese, delle novità al femminile, qualche notizia che porta una donna, per esempio, perché la Luna è un pianeta femminile. Venere è uscita e la pacchia è un po' finita perché i leoni hanno goduto di questo transito di Venere per svariati mesi e adesso è entrata in Vergine che cercherà di aiutare dopo le ferite di Saturno. Poi la Vergine appunto, e quindi questo diciamo che altro non vedo da dire. La Vergine, che è uscita da un periodo difficile di questa opposizione di Saturno che è tornato quasi indietro, è appena entrata Venere. Questa è un'ottima notizia perché ci sarà un periodo molto più tenero, più dolce, più affettuoso, le persone saranno più gentili. Venere inclina all'amore, è il bello della vita, anche l'amore per le belle cose rappresenta Venere. Quindi c'è sicuramente un miglioramento per le Vergini.
La bilancia è nel centro dello zodiaco, perché gli sta transitando il sole, che è il capo che comanda tutti, quindi l'energia, c'è una rinascita, c'è un inizio, ricomincia. C'è Mercurio, quindi c'è una prontezza di riflessi, c'è Marte, quindi c'è l'energia, sta bene. Quindi direi che possono agire indisturbati e possono fare molto. Lo Scorpione è migliorata la situazione perché Venere dalla quadratura del Leone è passata invece all'aspetto positivo dalla Vergine, quindi per lo Scorpione c'è sicuramente un miglioramento. C'è sempre l'opposizione di Giove e di Urano. I nati a cavallo tra la seconda e la terza decade stiano attenti, perché quest'Urano fa diventare nervosi pure senza motivo. Ecco, una cosa importante che mi sento di dire è che questi sono dei simboli che spesso agiscono anche a livello inconscio, anche a livello mentale, e i fatti magari neanche accadono, magari rimangono solo a livello di paure, di timori, a livello di sensazioni, ma esistono anche quelle e ci influenzano. Il Sagittario ha questo inizio di settimana buono con questa luna in Leone. I pianeti nella bilancia lo aiutano, quindi ha energia, capacità. Chi sta vivendo un momento un po' difficile sono proprio i nati all'inizio del segno, proprio i primi 3 giorni. Chi è nato nei primissimi giorni, perché Saturno è all'inizio dei pesci e quindi fa quadrato. Quelli potrebbero essere in un momento di revisione. Non hanno proprio Saturno contro, ma non hanno neanche Saturno a favore. Penso che tutti conoscano quel film di Ospetec, Saturno contro, anzi credo che abbia insegnato alla massa della gente che è un aspetto planetario molto importante. Lui in quel momento aveva Saturno contro perché sono andato a vedere, io me lo ricordo quando andai a vedere il film. Io sono un indagatore, sono uno che va a fare le indagini. Andai a guardare l'oroscopo di Ospetec e lui è dell'Acquario. Quindi in quel momento, siccome Saturno era nel Leone, lui aveva Saturno contro. Poi seppi in un'intervista, lo vidi, che diceva che gli era successo qualcosa proprio del genere, che la storia era stata quasi autobiografica in un certo senso. Il Capricorno ha i quadrati dei pianeti in bilancia, quindi anche lui deve stare attento ai nervi, può anche avere qualche scatto pure lui. Per fortuna Venere è appena entrata nella Vergine, quindi fa un aspetto molto positivo. Quando si metterà in aspetto anche con Giove saranno dei momenti bellissimi. Guardate, per questo soprattutto per i segni di terra, sia la Vergine che il Toro e il Capricorno. Appena Venere farà un aspetto positivo con questo Giove, sono momenti in cui veramente possiamo incontrare una persona importante nella vita, sono momenti in cui possiamo superare un problema, possiamo trovare la cura di una malattia, possiamo indovinare qualcosa di importante nella nostra vita. Questo mi sento di dirlo. Plutone è tornato indietro, è rientrato nel Capricorno, ma è un pianeta talmente lontano che ha un'influenza molto impercettibile, ecco, è un discorso un po' troppo complicato. L'Acquario gode dei pianeti in bilancia, quindi c'ha sicuramente una ripresa, e finalmente per l'Acquario la buona notizia è che non c'è più Venere in opposizione, che era una cosa molto antipatica, perché Venere in opposizione ti toglie il benessere, ti crea dei malesseri, ti crea dei fastidi, non va bene per niente, è molto meglio avercene un aspetto positivo. I pesci non hanno proprio un momento facilissimo, perché? Perché già hanno il transito di Saturno che li sta provando. In genere quando passa Saturno si hanno problemi di invecchiamento, ci sono fasi di assestamento. Possono venire problemi a tutto ciò che è duraturo nel nostro corpo, le ossa e i denti per esempio. Poi Venere è entrata in Vergine e quindi crea questa opposizione con i pesci, che è un segno estremamente romantico, estremamente sensibile, estremamente così, che vive nel mondo dei sogni, e quindi chiaramente questa Venere opposta gli può creare uno stato di tristezza, di depressione. Ecco, non facessero questo sbaglio, andassero sul sicuro, ripescassero nel passato, nei vecchi amori, nelle amicizie sicure, quel conforto e quell'affetto di cui sempre hanno bisogno i segni d'acqua, i pesci in particolare, il Cancro, anche lo Scorpione un po' di meno, perché lo Scorpione è il più combattivo, è il più guerrafondaio, è quello che è meno sentimentale in questo senso. Oserei dire che lo Scorpione è più passionale che non sentimentale. I pesci e i cancri sono dei segni più teneri, diciamo, che tendono a volere più
a essere presi per i sentimenti che in questa società sono poco calcolati. Comunque esistono e vanno presi in considerazione. Questo come discorso generale sui segni. Adesso abbiamo deciso che per far capire la complessità e tutto ciò che c'è dietro, cominciamo ad approfondire un pochino il discorso di quello che simboleggia un oroscopo, perché questa cosa qui non è che me la sono inventata io, questa cosa qui ce l'hanno da circa 10.000 anni, penso, perché se la sono fatti i faraoni, gli imperatori romani, se l'è fatto Cleopatra, Alessandro Magno, Lorenzo il Magnifico, se lo sono fatti, vediamo un po' chi c'era lì, Sandro Botticelli sicuramente, perché alla corte del Magnifico tutto era vissuto secondo l'astrologia. Se l'è fatto Agostino Chigi, noi abbiamo qui a Roma un esempio bellissimo, una vera lezione a cielo aperto o a cielo coperto. Era aperto perché poi adesso l'hanno chiuso ed è la loggia che sta alla Farnesina di Amore Psiche, che praticamente rappresentava, disegnato anche da Raffaello, non solo da lui, alcuni dettagli più importanti furono fatti da lui, altri dai discepoli, l'oroscopo personale di Agostino Chigi, che evidentemente se lo poteva permettere. Quindi, non so se mi spiego. Quindi, questo che vuol dire? Vuol dire che tutti i potenti e tutti anche i sapienti del passato tenevano in alta considerazione questa disciplina. Non chiamiamola scienza, chiamiamola disciplina. E poi l'altra volta avevamo accennato anche al fatto che gli stessi papi, lo stesso Papa, quasi tutti fino alla Controriforma, poi si diventò intransigenti perché non si poteva più parlare di queste cose, perché si richiedeva una severità, c'era stata la riforma di Lutero e quindi bisognava essere molto ligi alla tradizione, non si poteva parlare di questi argomenti. Però fino a Urbano VIII ci fu un famosissimo processo, a parte che tutti, Giordano Bruno faceva gli oroscopi, Tommaso Campanella faceva gli oroscopi, Galileo Galilei faceva gli oroscopi. Queste cose non vengono dette perché disturbano un certo, come dire, una certa mentalità razionale che domina il mondo. Però se noi studiassimo meglio questi simboli, probabilmente scopriremmo delle verità che si potrebbero rivelare molto interessanti. Quindi la cosa... Io vengo! Ecco, è arrivato Galileo. Sì, personaggi storici io devo fare l'incursione perché infatti ti guardavo, dico adesso mi vedrà arrivare. No, ti ho visto che ti muovevi vabbè, tu Caterina De Medici era del tuo segno adesso e quindi sappiamo come si comporta. Volevo entrare con Giordano Bruno, però poi mi sono trattenuta. Dove siamo arrivati? Stiamo spiegando... Abbiamo spiegato i segni, adesso volevamo provare a spiegare il significato della lettura di una carta del cielo, che è questa. Che è questa dietro, insomma lo sappiamo un po', perché poi le persone sanno di astrologia, oramai moltissimi si informano e appunto sanno cos'è Saturno contro. Crea sempre curiosità, cioè non c'è poi uno magari dice non ci credo, non mi interessa, però poi vuole sapere, no? Perché questo? Questa è una bella domanda, possiamo rispondere o dobbiamo non rispondere dopo? Non è una domanda, dopo? però va bene, no, non lo so quanto tempo ancora abbiamo, altrimenti abbiamo 2 minuti, 2 minuti. Allora, su questa domanda che è molto interessante, perché tutti siamo attirati da queste cose? Perché tutti sappiamo che c'è qualcosa che non riusciamo a capire, che non riusciamo a spiegare, però avvertiamo. Perché questi discorsi sono importantissimi secondo me, perché si collegano al sesto senso, alla riattivazione di questo senso sopito e dormiente, che ce lo hanno addormentato, perché se ce lo avessimo sveglio saremmo un po' troppo pericolosi. Perché quando abbiamo il sesto senso acceso, con la spia, la lucetta, come fanno loro con le riprese, noi è difficile che ci sbagliamo. Tu dici che tutti possiamo avere questa capacità, chiamiamola? Assolutamente sì, assolutamente sì. La stessa sensitività è qualcosa che abbiamo quasi, a parte poche zucchine che ce ne sono in giro, abbiamo tutti questi poteri. Anche il periodo? No, è finito. Sta finendo? Adesso è quello delle zucche grandi. Vabbè. Quindi, secondo me, questi discorsi sono molto importanti perché ci allenano la mente a saper leggere i segnali.
Quanto tempo dedichi tu al giorno allo studio delle stelle, del cielo? No, io non lo Dei dedico simboli? mai perché io non ci penso proprio, che già ce n'ho abbastanza, me lo fanno dedicare gli amici che mi telefonano e che mi chiedono. Io la mattina do una rapida guardata così dove sta la Luna, perché l'unica che cambia tutti i giorni è la Luna. Poi gli altri pianeti, insomma, si muovono per un grado al giorno, e Venere e Mercurio sono quelli che si muovono. No, io oramai la testa è partita, quindi oramai io non È un ragiono. po' meccanico? Sì, Automatico? assolutamente sì. Comunque guarda, questo è un argomento però importante che vorrei Sì, estrapolare, adesso ne parliamo lo dopo. approfondiamo dopo la pubblicità. Ci allontaniamo giusto per qualche secondo, torniamo qui, ci trovate dove ci lasciate. A tra poco.